Presidente, grazie intanto ai colleghi che mi hanno preceduta. Benissimo, affrontiamo una questione tecnica, però ne approfittiamo anche per un'analisi da un punto di vista poi anche di strategia politica, dato che d'ora in poi, anche grazie a questo atto, siamo formalmente chiamati ad un'iniziativa, cioè ad un'iniziativa politica che sia più condivisibile possibile e più capace di guardare a un lungo periodo che deve restituire risposte all'interno del territorio, non soltanto da un punto di vista di servizi sanitari e sociali, aspetto su cui evidentemente ci dobbiamo dedicare, ma anche da un punto di vista poi economico e di rilancio proprio professionale, anche delle opportunità per le nuove generazioni, dato che ne pagheranno sicuramente, ne pagheremo le conseguenze di ciò che stiamo vivendo oggi. Quindi, alla luce del fatto che stiamo discutendo di un documento di economia e finanza che tratta poi anche il tema della gestione dei futuri fondi del Recovery Fund, dei fondi Next Generation EU, questi temi devono trovarci attivi nel rispondere a due presupposti principali. Il primo lo vorrei riprendere da una riflessione che già nella scorsa legislatura facevo ai colleghi e si ricorderanno, e perdonatemi se ripeto la questione. Da un punto di vista operativo, quest'epoca sta mettendo di fronte l'imprenditoria locale, specie i piccoli e medi imprenditori, dei rischi che non sono indifferenti. E sono rischi che sono non soltanto dettati da delle condizioni economiche molto gravose di quest'epoca, ma sono rischi che sono anche, trasferiti al domani da un metodo politico che evidentemente non risponde all'esigenza attuale, risponde a una criticità economica da un punto di vista di risorse pubbliche, ma non risponde all'esigenza immediata dell'imprenditore, che con tutte queste misure che si sovrappongono, copia e incolla di incentivo all'indebitamento, stanno trasferendo da qui a 2 anni un carico, un peso da un punto di vista di costi di gestione per riuscire a sopravvivere oggi e magari non riuscire un domani, dato che comunque il mercato sarà difficile riattivarlo nella dimensione di prima, dato che comunque alcuni settori già soffrivano precedentemente al Covid. Ecco, si stanno trascinando di qui a 2 anni delle criticità che il solo accesso al credito oggi non riusciranno a sostenere, per cui l'interrogativo e l'aspetto su cui è da mesi che cerco di interrogarvi e mi interrogo anch'io, interrogo i colleghi che hanno la possibilità al governo di intervenire, è proprio quella di ristabilire anche un ordine rispetto a tutta questa sovrapposizione di interventi, copia e incolla tra livello statale e livello regionale, che alla fin fine però non riescono a rispondere a questa esigenza, e c'è un rischio. Nel Veneto l'imprenditoria è molto importante, ha un livello qualitativo sicuramente molto alto, esiste però un livello di presenza di piccole e medie imprese così sensibili e così in difficoltà, anche soltanto per una poca competenza da un punto di vista finanziario, che alcuni imprenditori purtroppo hanno testimoniato, e ce lo raccontano anche le associazioni di categoria, non sto dicendo nulla di diverso, da chi ogni mese si vede magari la richiesta di un fido per pagare l'F24. E di fronte a questo noi ci dobbiamo interrogare rispetto a quella che è la funzione educativa, ma dall'altra parte anche la difficoltà proprio di generare strumenti che siano realmente a disposizione poi di un'imprenditoria che deve resistere, non deve spostare il problema da qui a dopodomani. E qui non si tratta di non avere fiducia nel mondo imprenditoriale veneto, anzi si tratta di avere coscienza del fatto che esistono delle realtà di imprese più a rischio, proprio perché forse non li si accompagna bene, non li si è accompagnate bene nell'ambito della formazione, ma allo stesso tempo perché gli si vanno ad aggiungere degli strumenti che rischiano di essere un boomerang. L'altro aspetto su cui mi piaceva intervenire, dato che la collega Camani ha introdotto la questione della gestione illegale del potere, vorrei porre la questione da un altro punto di vista, che è quindi la gestione del potere tout court, e dunque il ruolo che dovrà anzi essere garantito alle figure femminili nella gestione, nella progettazione, nella garanzia, nella spesa poi dei fondi europei del Recovery Fund. Questo aspetto è un aspetto molto delicato e importante, perché molto spesso viene bypassato, si pensa sia scontato, non lo è, perché i fondi che sono
il Recovery Fund, così come votato dal Parlamento europeo, così come richiesto da una notevole quantità di parlamentari, ma anche di cittadini e di parlamentari italiani, fa rientrare all'interno della sua struttura. Chiedo scusa se non interessa, nessun problema, però io avrei piacere di terminare il discorso, anche perché magari anche la collega Sponda, essendo donna, magari è sensibile anche al tema rispetto appunto alla gestione dei fondi a misura di parità di genere. Il piano per gli stimoli economici contiene esplicitamente, a seguito di una grande battaglia fatta in Parlamento europeo, proprio a partire dall'esperienza di Europa Verde d'Alexandra Ghese, contiene esplicitamente piani per una redistribuzione più equa dei fondi e una valutazione dell'impatto di genere dei fondi distribuiti. E di questo si dovrà occupare questa regione. Di questo si dovrà occupare anche la nostra regione. E il budget di lungo periodo dell'Unione Europea include addirittura una valutazione chiamata gender budgeting, per cui una metodologia di bilancio di genere che riesce a mettere insieme anche quei dati, ad analizzarli, a costruire una traduzione politica di ciò che bisogna fare per andare a risollevare quel gap che evidentemente c'è anche in Veneto, i dati ce lo raccontano, e che magari anche all'interno di questi documenti dovrà essere affrontata con un maggiore coraggio in maniera più esplicita. Per cui questi due aspetti. Uno, il fattore di una riflessione politica rispetto agli aiuti al mondo delle imprese in questa fase. L'altra parte invece è sull'applicazione che dovremo dare in futuro di queste misure, della famosa manovra richiesta Half of It, firmata da tantissime donne in Italia, proprio perché si riconosce l'Italia essere un paese con un gap nella possibilità di realizzazione sia professionale che anche personale e sociale tra uomo e donna notevole, e di questo stiamo parlando di ripartire nell'epoca post-Covid in cui non soltanto l'Europa, non soltanto a livello nazionale ma anche a livello regionale saremo chiamati ad esprimerci su questo aspetto e saremo chiamati a valorizzare la nostra componente femminile, non soltanto citando il cantiere delle donne ma collaborandoci attivamente, costruendo insieme quelle strategie che sono necessarie per ristabilire un po' di ordine, dato che anche in questo territorio soffriamo questa differenza, la soffriamo in particolar modo nella nuova generazione, tanto più che la nuova generazione è quella più a rischio povertà, più a rischio della ripresa post-Covid.